10 anni fianco a fianco. Una piccola associazione come la padovana Piccoli Punti e un colosso come l'Istituto Oncologico Veneto, che dall'incessante opera di sostegno ha ottenuto grande beneficio. Fondi per la ricerca, ma non solo. Collaborazione dunque più che decennale e con soddisfazione per i risultati. Certo, quando abbiamo iniziato proprio con Riccardo Rossi, che aveva bisogno di completare dei finanziamenti per portare avanti la sua ricerca sul melanoma. Allora, nel 2005 a dicembre abbiamo fondato questa associazione e 10 amici hanno portato avanti i primi anni. Poi dopo l'associazione ha cominciato a camminare con le sue gambe, raccogliendo fondi per tutte le sue attività. La prima missione che abbiamo avuto è stata quella di dotare dei medici proprio qui allo IOV per le prime visite degli ambulatori, cosa che poi non era poi così semplice, e perciò più avanti si è adottato il Rete Mena che ho detto prima, che è il coinvolgimento di tutti i dermatologi della provincia per poter sgravare lo IOV dalle visite inutili, nel senso che con la diffusione di questo problema del melanoma arrivano gente a visitarsi che non ha assolutamente nessuna patologia. Perciò la cosa più importante era togliere lo IOV da questo problema. In parte ci siamo riusciti. Poi, come dico, abbiamo dato 160.000 euro allo IOV direttamente e poi altre cifre che ho detto prima per tutte le altre cose. La chirurgia oncologica dello IOV ha saputo invece fornire più di 3.000 casi clinici a un manuale di riferimento per le cure contro il cancro, quale l'8ª edizione dell'American Joint Committee of Cancer Staging Manual. Una delle tante collaborazioni dello IOV, ma di estrema importanza. Sì, noi viviamo di queste cose, viviamo dell'aiuto dei cittadini, viviamo dell'aiuto delle associazioni e di pazienti, e questa associazione Piccoli Punti ha una storia che è lunga come la nostra, uno strettissimo rapporto con noi nella battaglia contro il melanoma, per cui in questa occasione siamo molto grati a loro per questo. Questa è una collaborazione che si inserisce anche in un ambito più vasto, perché ci sono state iniziative nazionali su questo argomento, però Piccoli Punti è stata al nostro fianco fino adesso insieme con altre, insomma, per cui sono molto soddisfatto di questo, che sono il segno che la società partecipa alla lotta contro il cancro. Il professor Carlo Riccardo Rossi, oltre che direttore di chirurgia oncologica dello IOV, è anche coordinatore del gruppo multidisciplinare Melanoma. Ha completato un secondo studio, pubblicato invece dal prestigioso New England Journal of Medicine, che porterà a modifiche delle linee guida sul melanoma. Ma come col melanoma è importante prevenire. Sì, la prevenzione è importante, sia la prevenzione primaria sia la prevenzione secondaria. La primaria significa avere un buon rapporto con il sole sostanzialmente. Che cosa significa? Significa evitare le scottature. E per evitare le scottature, soprattutto in giovane età, perché è stato dimostrato che sono correlate all'insorgenza del melanoma più avanti, bisogna avere un rapporto corretto e quindi non esporsi al sole in maniera smodata nelle ore centrali della giornata. Evitare, per esempio, come si vede nelle spiagge, di stare per ore nei lettini solari. E l'altro aspetto importante è quello di utilizzare delle creme che ci proteggano. Le creme solari devono essere ad alta intensità e devono essere messe più volte in una giornata, non basta metterle la mattina, bisogna metterle 2, 3 volte, 4 volte, a seconda anche del tipo di pelle che si ha, perché se uno ha la pelle molto chiara, gli occhi azzurri, le lentiggini, il cosiddetto fototipo 1, è chiaro che deve proteggersi di più di uno che ha la pelle olivastra, oppure che ha la pelle nera. Nella popolazione di tipo africano, di origine africana, il melanoma avviene soltanto nelle palme dei piedi e delle mani, significa quindi che la pelle si protegge bene dal sole. L'altro aspetto importante in ambito preventivo direi che è quello delle lampade solari. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2009 ha immesso questo tipo di procedura fra i cancerogeni di primo livello, tanto come il fumo di sigaretta per il cancro del polmone. E quindi oggi farsi la lampada solare sappiamo che è un rischio che non espone soltanto al melanoma, che non è il più frequente tumore della pelle, ma ai tumori della pelle che possono essere di altro genere, sono meno dannosi del melanoma, ma che comunque sono molto più frequenti.